La regione Friuli-Venezia Giulia è il punto d'incontro di varie culture e vanta la presenza di molti castelli. Sono disseminati in tutta la regione, ma è nel settore a oriente di Udine che molti di essi raccontano a partire dall'anno 1000 una parte importante delle vicende medievali friulane e dei suoi protagonisti. Questo territorio è stato abitato fin dalla preistoria, per essere colonizzato già 500 anni prima di Cristo da popolazioni celtiche e paleovenete. I Romani si insediarono qualche secolo dopo, portando Aquileia al massimo splendore, fino alla dominazione longobarda intorno al VI secolo. I Longobardi lasciarono il campo a Carlo Magno, re dei Franchi, per un periodo relativamente breve. Dopo essere stato incoronato re d'Italia e imperatore del Sacro Romano Impero, Ottone I di Sassonia e re di Germania trasferisce il potere nelle mani di Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa, e affida ai patriarchi, anch'essi di origine tedesca, le sorti di un Friuli misero e affamato. Da Aquileia, dove erano insediati, i patriarchi chiamano in Friuli diversi nobili tedeschi, ai quali affidano numerosi feudi. Questo spiega l'origine germanica dei nomi di molte località friulane e dei relativi castelli feudali, che proprio dai vassalli germanici hanno mutuato i loro appellativi. A Manzano, in cima ad una modesta altura, i ruderi dell'antico castello eretto probabilmente nel XII secolo sorvegliano, come nel Medioevo, la strada che collega Aquileia con Cividale del Friuli. In epoca romana, intorno al II secolo a.C., Giulio Cesare attribuì all'attuale Cividale del Friuli il ruolo di mercato, Forum Iuli in latino, dal quale deriva nitidamente l'attuale appellativo di Friuli. In questa cittadina è visibile, seppur rimaneggiato in epoche diverse, il castello Canussio, che fu abitato fin dal XII secolo dall'omonima famiglia. Alle porte di Cividale, quello che resta del castello di Zuccola, dalle incerte origini longobarde, sono i pochi muri di pietra che a fatica si scorgono tra la fitta vegetazione al culmine di una modesta collina. Il castello, edificato forse su un'antica torre di avvistamento, fu demolito per ordine del patriarca Ludovico della Torre nella metà del 1300. Alle spalle del paese di Guspergo, una stradina costeggia l'antico camposanto che ospita tra cappelle e decori funebri le sepolture di fine Ottocento e primi del Novecento. A fianco del cimitero si erge la chiesetta di San Floreano, le cui origini risalgono al 1100. È il punto di partenza per raggiungere i resti dell'omonimo castello. Provenendo da Cividale del Friuli, un evidente colle boscoso domina il paese di Purgessimo. Sul versante settentrionale, tra una rigogliosa vegetazione, le severe mura di pietra del castello di Gronumbergo, probabilmente edificato poco prima dell'anno 1000, sono impreziosite dai resti delle vecchie merlature che guardavano i traffici con le terre orientali. Poco dopo le case di Vernasso, seguendo il fiume Natisone verso nord, sopra l'abitato di Biacis, in comune di Pulfero, una ripida stradina sale al duecentesco e restaurato castello di Arensberg, che domina la valle e il letto ciottoloso del fiume. Adiacente alla Torre della Rocca, più volte al centro delle contese tra i patriarchi e i nobili del tempo, si trova la suggestiva chiesetta di San Giacomo in Biacis, che è stata probabilmente la cappella del castello. È stata ricostruita dopo il terremoto del 1511 e rimaneggiata nel 1700. È un importante testimone delle assemblee della vicinia di Biacis che si sono protratte nel tempo fino alla dominazione veneziana. Dopo le distruzioni del catastrofico sisma, pare che nel nucleo castellano sia rimasta agibile solo la torre, che fu utilizzata come prigione dagli abitanti del luogo e che ancora oggi conferisce al fortilizio un'inconfondibile impronta medievale.
Il borgo di San Giovanni d'Antro, una chiesa e un pugno di case abbarbicate tra i boschi sulla riva destra del Natisone, nasconde l'omonima grotta che fu occupata fin dal V secolo da un gruppo di anacoreti. Un ombroso percorso di poche centinaia di metri tra castagni, carpini e querce raggiunge la ripida scalinata che conduce al nucleo fortificato in corrispondenza della grotta di Antro. Questo singolare e strategico nido d'aquila fu utilizzato durante le scorrerie barbariche come rifugio per la popolazione locale, per sfuggire alla ferocia degli invasori. Al suo interno è stata ricavata una singolare chiesa. Già nel IX secolo, infatti, il sito era stato utilizzato come luogo di culto. Fu poi riadattato nei secoli successivi per ricavare un complesso difensivo che comprendeva un castello di cui oggi restano solo poche tracce. Le opere murarie della chiesa sono letteralmente immerse nella roccia a strapiombo e consentono di accedere alla grotta, che è lunga quasi 4 chilometri in un susseguirsi di laghetti, pozzi, camini e concrezioni di varia natura. Poco sopra l'abitato di Campeglio, la via Iulia Augusta era presidiata poco dopo l'anno 1000 dai vassalli, che risiedevano nel bel castello fortificato di Soffunbergo, situato tra l'altro in una posizione amena e particolarmente gradita ai patriarchi di Aquileia. Dell'antico castello, teatro nel 1300 di feroci lotte di potere, sono oggi visibili tra i rovi solo gli scomposti ruderi della torre e la bella chiesa castellana ricostruita ai margini dell'insediamento. A Soffunbergo probabilmente vengono infiodati i primi signori già nel X secolo dall'imperatore Ottone I. Viene poi scelto dal patriarca di Aquileia come sua residenza estiva. Viene completamente distrutto dai cividalesi nel 1420 dopo la conquista del patriarcato da parte della Repubblica di Venezia. Vicina al castello, sulla piana nei pressi di Campeglio, sorge anche l'interessante casaforte Bergum, che già alla fine del 1200 si opponeva alle invasioni dei popoli dell'est. La romantica e panoramica chiesetta di Colvillano, alle porte di Faedis, annuncia l'approssimarsi di due interessanti testimonianze medievali che conservano in parte le antiche strutture. Il castello di Zucco si trova appena più in basso del castello di Cuccagna, è più recente di questo castello di almeno un secolo e mezzo. Probabilmente la sua edificazione è dovuta a motivi difensivi, militari, a proteggere l'accesso al castello superiore. Zucco e Cuccagna probabilmente formavano un unico complesso difensivo a controllo della valle. In questo sito gli imponenti castelli feudali sono due, quello di Zucco, che si trova nella parte più bassa della collina, e quello di Cuccagna, oggi di proprietà privata, che è raggiungibile solo a piedi attraverso un bosco di latifoglie. Il castello di Cuccagna, che noi conosciamo almeno a partire dal 1166, sovrasta l'abitato di Faedis e in questo castello vi era infiodata la famiglia che ne porta il nome, una delle famiglie che sarà importante per la storia di questo territorio. Il castello di Cuccagna fu edificato con il consenso del patriarca di Aquileia Poppone poco dopo l'anno 1000 dall'aristocratico austriaco Odorico di Augsburg, con finalità difensive dalle incursioni dei barbari. Il maniero sorge sulla sommità del colle di Cuccagna, che ha successivamente dato il nome non solo al castello, ma anche a quello della famiglia teutonica che in esso si era insediata. Poco più di un secolo dopo, la famiglia dei nobili Cuccagna, che nel frattempo è diventata molto più potente, sempre con il permesso del patriarca, ha avviato la costruzione di un secondo castello. L'edificio è stato realizzato ad una quota più bassa sul colle di Zucco, che domina l'abitato di Faedis. In questo caso il ramo dei nobili che ha preso possesso del castello ha assunto il nome di Zucco. All'interno del complesso castellano, una bella chiesetta cinquecentesca ospita un interessante affresco, incassato in un armonico altare ligneo. Riproduce la Madonna che allatta il bambino tra i santi Giovanni Battista e Giacomo.
L'articolato sistema difensivo del castello comprende ancora oggi molti interessanti particolari che pongono in evidenza gli imponenti volumi del grande mastio, la scalinata di pietra e i fossati. Il castello è stato evacuato alla fine del 1400 a causa dell'interesse dei nobili per le più confortevoli dimore di pianura. Oltre le verdeggianti colline che separano Attimis dalla pianura, compare la sagoma austera del castello di Partistagno, che domina il piccolo borgo Faris e le boscose pendici che si estendono verso nord, sulle quali si arrampica un'ombrosa strada sterrata. Alcune possenti mura annunciano gli edifici del complesso fortificato che in tempi relativamente recenti ha conosciuto un'importante opera di recupero. A metà strada fra Faedis ed Attimis troviamo il castello di Partistagno, anche questo edificato probabilmente agli inizi del XII secolo, è un bellissimo esempio di come nei suoi 5-6 secoli di vita il castello muti per lasciarsi alle spalle le caratteristiche prettamente militari e difensive per le quali sorge, fino ad abbracciare caratteristiche prettamente residenziali. Grazie agli interventi di ristrutturazione avvenuti nei primi anni 2000, il castello di Partistagno conosce oggi una nuova vita dopo oltre 5 secoli di abbandono, durante i quali sono fiorite numerose leggende. Anche per i castelli della zona si sono tramandate nel corso delle generazioni delle leggende che sono arrivate fino a noi. Si parla di tesori nascosti sia per i castelli di Partistagno che per i castelli di Attimis che per i castelli di Faedis. In alcuni racconti mitologici, i tesori dei castelli sono custoditi da esseri misteriosi appartenenti al mondo dei morti, che si palesano sotto forma di fantastiche sembianze avvolte dalle fiamme. È bella la frase con cui queste creature si congedano dalla gente che non va alla ricerca di questi tesori, dicendo che allora dovrà arrivare un uccello con un seme dal quale nascerà un albero, con il legno del quale si costruirà una culla nella quale verrà cullato un bambino che forse potrà ritrovare questi tesori. Il castello di Partistagno sorge ad una quota di circa 300 metri tra fitti boschi di latifoglie che dominano l'antica strada Iulia Augusta tra Faedis e Attimis. Il nucleo più antico del complesso è quello edificato intorno all'anno 1000 e comprende il mastio, la cisterna e la cappella gentilizia di Sant'Osvaldo, mentre la parte più bassa del sistema difensivo è occupata dal Palatium, l'elegante edificio residenziale di epoca più recente, ingentilito da alcune raffinate bifore. Nei pressi di Povoletto, in località Belvedere, sorge la quattrocentesca Domus Magna. È una residenza di campagna edificata dai nobili Partistagno lungo un'importante via di comunicazione di epoca romana in prossimità del torrente Torre. Più volte riadattato, conserva ancora oggi interessanti elementi medievali come la stupenda trifora sulla facciata e lo stemma nobiliare dell'antico casato con il leone rampante. Siamo nel 1467, praticamente fine del Medioevo. La Domus Magna viene costruita perché in quel periodo c'era la moda. I nobili del territorio costruivano delle case per le vacanze, dovevano avere certe caratteristiche queste case, in zone molto belle, in zone salubri e vicino ai loro castelli e alla città di Udine. In questa villa di campagna hanno vissuto molti dei Partistagno. I Partistagno erano una famiglia nobiliare molto colta, erano dei nobili feudatari ma molto piccoli e quindi dovevano cimentarsi con delle famiglie molto ricche, molto potenti. Quindi ha avuto un periodo molto importante per il territorio, essendo casa feudale. Quando nel 1600 circa il castello di Partistagno è crollato, loro si sono spostati in questa casa per gestire il loro piccolo feudo. Il territorio era irrigato, coltivavano le coltivazioni caratteristiche della zona, il mais, il frumento, l'orzo.
La villa conserva tra l'altro al suo interno interessanti lacerti di antichi affreschi che raffigurano alcune scene in cui, inframmezzati ai decori, si riconoscono Leda con il cigno e Diogene nella botte. Attimis è il luogo in cui la nobile famiglia tirolese von Attems abitava i due castelli che si affacciano sul paese e sulla originaria via Iulia Augusta. Di essi sono rimaste purtroppo solo laconiche rovine. Grande importanza per il luogo ha sicuramente la famiglia degli Attems, una famiglia che all'inizio del XII secolo aveva un feudo molto esteso qui nella zona e che intratteneva rapporti molto importanti sia con la famiglia imperiale, tant'è che uno dei membri ricopre per l'imperatore anche la carica di marchese di Toscana, sia rapporti con l'imperatore bizantino all'epoca della prima crociata. Dal castello di Attimis Superiore proviene un sigillo in oro bianco che testimonia questi contatti. Del castello inferiore restano solo le possenti mura di una torre che svettano al di sopra di un ben visibile recinto di pietre. Il castello di Attimis Superiore è il più antico dei 3 castelli che si trovano nel comune di Attimis e viene citato nelle fonti per la prima volta in un documento del 1106. Viene abbandonato probabilmente con il terremoto del 1511 che ne danneggia le strutture. Grazie ad un recente recupero, il castello superiore mostra chiaramente, nonostante la prepotenza della vegetazione, la torre mastio e le altre pertinenze del complesso. La vicinanza dei due fortilizi evoca le cruente lotte tra i relativi abitanti che appartenevano alla stessa famiglia e che si sono combattute anche a colpi di bombarda. A differenza dei castelli precedenti, il castello della Motta non sorge sulla pedemontana dei colli orientali, ma ha controllo di un'altra via di comunicazione, il fiume Torre, probabilmente uno dei più antichi della zona, conosciuto già dal X secolo, era di proprietà della famiglia dei Savognani. Lungo il corso del torrente Torre, i ruderi del castello della Motta, tra Savorgnano e Nimis, sono fagocitati da una impenetrabile boscaglia e sono difficilmente raggiungibili. Le origini del castello sono incerte, anche se alcuni indizi lo fanno risalire al VII secolo. È stato più volte rimaneggiato, distrutto e ricostruito, per poi passare dalla metà del 1200 al feudo della potente famiglia Savorgnan, che lo abbandonerà all'inizio del 1400 dopo un violento assedio. Non distante dalla Motta e poco prima di Nimis, il castello di Cernieo ripropone ancora una volta il peso politico ed economico dei nobili Savorgnan. Il castello di Cernieo, nei pressi di Nimis, è conosciuto dal 1170, doveva appartenere prima alla famiglia degli Attems e poi, quando questi la donano al patriarca di Aquileia, viene infeudata alla famiglia dei Savorgnan, una delle più importanti famiglie del Friuli Venezia Giulia. I massicci resti di questo castello, ancora ben conservati su un grande ripiano che domina il paese, sono l'esito di quel famoso terremoto del 1511 che, assieme ai disordini popolari dello stesso periodo, ha portato distruzione in quasi tutti i feudi della zona. Come per altri castelli, molti reperti archeologici sono conservati ancora oggi nel Museo di Attimis. Il Museo di Attimis nasce a cavallo fra gli anni 90 e i primi anni 2000, si costituisce e cresce attorno a un primo nucleo di reperti donati dalla famiglia degli Attems e provenienti dai lavori di recupero dei loro castelli. Tutti i reperti esposti in museo ci raccontano la vita quotidiana della gente che abitava i castelli in questo periodo, dalle olle in ceramica, sia ceramica grezza che ceramica graffita o invetriata, elementi in metallo sono stati ritrovati come coltelli o che potevano servire sia per la mensa che per la caccia, ma anche oggetti legati all'armamento del cavaliere, che era sicuramente la figura più rappresentativa del periodo. Un reperto di straordinario valore è questa berdica, una protoalabarda,
Questa infatti è un'arma da fante e testimonia non solo l'arrivo qui di nobili che vengono infeudati dall'imperatore tedesco, ma anche del loro seguito. Altro pezzo importantissimo del museo di Attimis è questa Madonna con bambino, è la più antica Madonna lignea trovata in situ nel Friuli Venezia Giulia, proviene dalla chiesa di Sant'Osvaldo del castello di Partistagno ed è datata alla prima metà del XIII secolo. A Tarcento, al di sopra di un evidente colle, si erge una spettrale torre di pietra, che anticamente poteva essere una torre di avvistamento romana. Dell'edificio restano in piedi solo alcuni muri perimetrali. Alla fine del XIII secolo, il castello entra a far parte del feudo dei Frangipane, che all'incirca un secolo dopo lo abbandonano per una più comoda sistemazione nel castello inferiore. Il castello dei nobili di Prampero sorge tra Tarcento e Artegna. È stato costruito nell'anno 1000 dai primi feudatari provenienti dalla Baviera, con il consenso del patriarca Poppone, sulle tracce di antichi insediamenti di epoche diverse. Il terremoto del 6 maggio del 76 ha distrutto quasi totalmente il castello, ma le pietre sono rimaste a rifare il castello, mancando però una torre, la torre Gemona. Questo castello è stato costruito nel 1025 nel momento del Sacro Romano Germanico Impero, per cui ci si riallaccia a quei valori che erano quelli della romanità. Strade per i pedaggi, strade per i mercati, agricoltura perché forniva i mercati. Da qui si ha la visione di quello che è la pianura agricola e ancora oggi si può vedere il latifondo com'era 1000 anni fa. Il castello viveva non solo per dare lustro alla famiglia castellana che aveva alti incarichi nel governo del patriarcato, ma anche perché pensava di poter nutrire quanti erano i borghesani, la gente che abitava vicino. E per questo motivo, d'altra parte, che i raccolti, tutte le derrate alimentari, eccetera, venivano conservate nella torre nord, che è qui alle nostre spalle, che è la parte più vecchia del castello, che risale al 1025, la cui porta d'ingresso era al secondo piano. Questo castello è stato fondato nel 1025 dai miei vecchi che vennero in Italia insieme col patriarca Poppone. All'epoca l'imperatore era Enrico II, Sacro Romano Impero Germanico, e da lui ebbero la licenza di costruire questa torre nord prima, che ha una struttura straordinariamente simile, campanile di Aquileia. Da quell'epoca ininterrottamente la famiglia sempre ebbe questo castello come feudo e io sono in questo momento l'ultimo feudatario, non più feudatario perché i feudi non esistono più, l'ultimo responsabile capofamiglia di questa lunga serie. Sono le carte d'archivio che ci danno l'idea di come è stata la storia di chi ha vissuto in questo castello. Il torrente Orvenco scende direttamente da una rocca a precipizio, a poche centinaia di metri da Monte Nars. Appena fuori dall'abitato sono ben visibili i resti del castello di Ravistagno, il cui nome deriva direttamente dal tedesco Rabenstein. La suggestiva posizione di questo complesso fortificato, in parte ricostruito, suggerisce fin dall'epoca romana la sua inequivocabile funzione strategica e difensiva. A partire dal XIII secolo, il fortilizio è stato per centinaia di anni parte del feudo dei nobili di Prampero fino all'epoca napoleonica. Lo scenografico castello di Artegna si staglia distintamente sui profili delle Prealpi Giulie e le sue torri, di cui una trasformata in campanile sulle fondamenta del castello superiore, sono la sintesi di una lunga storia iniziata anch'essa in epoca romana. Longobardi, Avari, Turchi e Patriarchi furono tra i protagonisti di questo maniero, che a più riprese fu distrutto e ricostruito per passare ai nobili Savognani intorno al 1400. Il tremendo terremoto del 1976 non ha purtroppo risparmiato l'antico castello di Gemona, sorto su un precedente insediamento, prima romano e poi longobardo, in cima ad un panoramico colle della cittadina, che anche oggi, dopo la ricostruzione, guarda la splendida facciata del Duomo.
Venzone è uno dei borghi più belli d'Italia. Questa spettacolare cittadella medievale è stata completamente rasa al suolo dagli eventi sismici del 1976, ma è anche stata oggetto di una incredibile e sapiente ricostruzione a cui hanno contribuito i vari paesi del mondo. Le sue possenti mura con le 15 torri e il relativo fossato sono citate a partire dalla metà del 1200 per opera dei nobili Mels, ai quali il patriarca dell'epoca aveva affidato il feudo. Un secolo dopo, il feudo passa nella mano di vari contendenti fino a raggiungere nel 1400 l'apice del suo fulgore. Ancora oggi, seppure ricostruiti, molti monumenti, il Duomo in particolare, tracciano la storia di questo insediamento medievale, che ha conosciuto un progressivo declino con il dominio della Serenissima nella seconda metà del 1400.